Dottore. Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica con la nostra prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Allora, senza por tempo in mezzo, c'è la cronaca subito in primo piano e c'è un'ultima ora inquietante perché vi faccio vedere questa immagine, questa prima immagine, questo primo scatto dei carabinieri sulla zona. Cosa è successo? È stato rinvenuto, si sa ancora poco di quanto accaduto, ma è stato rinvenuto questa mattina il cadavere di un uomo con sospette ferite da taglio in una zona boschiva di Paderno del Grappa. Gli uomini del comando provinciale dei Carabinieri di Treviso sono sul posto in questo momento, quindi è stato rinvenuto questo corpo, il cadavere di un uomo. No, restiamo pure su quelle immagini. Il corpo di un uomo, non sappiamo ancora l'età, cercheremo di darvi maggiori dettagli nel corso della prima edizione. È stato rinvenuto cadavere e appunto con sospette ferite da taglio. Siamo in una zona boschiva di Paderno del Grappa. I carabinieri sono sul posto. Allora, questo è un flash di cronaca di questi minuti e vi daremo conto poi successivamente nel corso di quest'ora e mezza nella quale vi racconteremo cosa accade nel nostro territorio. Purtroppo la cronaca si impone ancora sulle strade. C'è stato un incidente mortale nella notte sulla statale Adriatica a Boara Pisani, siamo nel Padovano. È morto un uomo di 38 anni, Marco Sattin, residente a Stanghella, ferito anche il passeggero che era con lui. L'auto è finita rovesciata dopo aver centrato un palo dell'illuminazione pubblica e una barra di un varco. I vigili del fuoco arrivati da Rovigo ed Est hanno messo in sicurezza l'Opel Corsa ed è stato il passeggero ancora vivo, mentre per, lo vediamo, Marco Sattin, 38enne di Stanghella, non c'è stato nulla da fare. Quindi è finita contro il palo e poi si è ribaltata nelle immagini che abbiamo visto dei vigili del fuoco. Ancora un'altra dramma della strada, ma questa volta davvero in questo caso si tratta di un assurdo incidente. Abbiamo da raccontare di un 18enne che si trova in gravi condizioni all'ospedale di Treviso dopo che è salito sul cofano di un'auto in movimento a Cimadolmo. Una bravata, a quanto si è capito. La moda che circola, assurda, terribile, di questi in questo periodo è quello di fare del surf sul cofano delle auto in movimento. Il 18enne dunque, a quanto pare, avrebbe avuto questa malsana idea insieme ad alcuni amici e c'è stato appunto questa azione di questo 18enne sul cofano. L'auto in movimento è scivolato, è caduto, è stato travolto dalla stessa auto in movimento. È stato portato in ospedale a Treviso, dove è ricoverato in prognosi riservata in gravi condizioni. Anche in questo caso stanno indagando i carabinieri, che stanno anche sentendo gli amici che erano con lui. Ancora un altro incidente invece sulla Valsugana questa mattina all'uscita di Pove del Grappa, le immagini della nostra Vanessa Banzato, una donna al volante in gravi condizioni, è stata notata da una ragazza che viaggiava col papà lungo la Valsugana, ha notato la donna accasciata nel veicolo, si è fermata e ha chiamato i soccorsi. Non si sa quando sia successo l'incidente, può essere che la donna fosse anche in stato di ipotermia, di fatto è finita contro il guardrail lungo la Valsugana, anche in questo caso una donna in gravi condizioni a Pove del Grappa. Dunque la sicurezza stradale, abbiamo visto tanti drammi, tanti incidenti e intanto in questi giorni si continua a parlare di Fleximan, l'individuo o gli individui che segano gli autovelux lungo le strade. L'ultimo episodio è avvenuto 2 sere fa nel Padovano. 40 multe e 40.000 euro al giorno. L'autovelox installato lungo la variante della nuova statale 10 a Carceri, nella bassa padovana, ora non c'è più. Colpito dal fantomatico Fleximan,
L'uomo o donna, non si sa, che da settimane imperversa sulle strade del Veneto e ricercato almeno in 3 province. In realtà non si può nemmeno essere certi che i vari tagli siano collegati tra loro, ma l'immaginario degli automobilisti ormai impazza sui social, dove le sue imprese non vengono condannate, anzi la cronaca ci porta dunque a Carceri, dove l'autovelox è stato segato alla base con un flessibile, rendendolo ovviamente inutilizzabile almeno per un po'. Oltre 13.000 verbali nel 2022 per un incasso di 1.450.000 euro. Una volta fatta la scoperta, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e ora ripartirà la caccia al responsabile. E il dibattito è aperto in questi giorni. Il vandalismo, specie sulla cosa pubblica, va sempre condannato, ma gli atti del cosiddetto Fleximan sono considerati da buona parte degli automobilisti una forma di quasi legittima difesa di fronte ad autovelox che spesso, più che strumenti di prevenzione degli incidenti, sono casse automatiche dal pedaggio comunale. Il controllo elettronico della viabilità è un metodo repressivo e per nulla educativo. Sono le frasi del presidente nazionale di Federcontribuenti Marco Paccagnella. Al posto di questi marchingegni i sindaci possono mettere pattuglie di polizia per la strada ben visibili per far vedere che lo Stato c'è e togliere le macchinette mangiasoldi piazzate ovunque. Parole che ovviamente fanno discutere quelle di Federcontribuenti. E intanto si discute anche tra la gente sulle gesta, chiamiamole così, di un personaggio o di alcuni personaggi che spopolano in rete, ma c'è anche chi, come il procuratore di Treviso Marco Martani, avverte: attenzione a inneggiare a quello che è di fatto un criminale. Queste non sono cose sicuramente da fare il tifo, per carità, però la gente comincia a avere un po' le scatole piene di limiti o di verbali sopra i limiti di pochissimi chilometri. Pali dei velox tagliati col flessibile, la verità ancora una volta sta nel mezzo, secondo i trevigiani, che parlano di automobilisti tartassati, pur condannando atti vandalici come quelli che si stanno ripetendo lungo le strade del Veneto. Non è che sto dalla parte di chi traccia gli autovelox, però è vero che ci sono in atto anche delle situazioni strumentali per far cassa, questo è indubbio. Le strade geologiche hanno dei limiti massimi che sono minimi. Ovviamente fa incazzare la gente perché le multe sono veramente alte. Forse i sindaci dovrebbero farsi anche un esame di coscienza. Esatto, dovrebbero un attimino valutare il perché vengono fatti questi atti comunque estremi in un certo senso e quindi magari rimodulare, perché se tutti quanti prendono in continuazione multe che ritengono per la maggior parte non corrette, non giuste, sicuramente c'è almeno di minimo un fondo di verità, insomma. C'è poi chi per l'ormai famigerato Fleximan non cerca nessuna attenuante. Un'iniziativa che però è pericolosa perché gli autovelox servono per il rispetto dei limiti di velocità e sono importanti perché anche in Veneto vediamo che ci sono purtroppo molti incidenti. Io penso che sia assolutamente sbagliato, ecco, questo non è un comportamento non è che ogni cosa che non va bene bisogna andare a buttarla giù di notte senza farsi vedere. È un'emulazione, basta, è solo un continuare ad emulare e spingere la gente a farlo ancora. Quanto ai sostenitori del vandalo in questione, ci pensa il procuratore della Repubblica Marco Martani a ricordare a tutti di fare attenzione. Si tratti di frequentatori dei social o di amministratori come il presidente della provincia e sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, che non ha nascosto la sua simpatia per Fleximan. Devo dire, occhio croce, ci potrebbe essere l'apologia di reato, però è una fattispecie vincolata a determinati presupposti. Diciamo che segare autovelox resta un reato. Sicuramente, è danneggiamento di un bene esposto alla pubblica fede destinato a un pubblico servizio. Questo è fuori discussione che è un reato. Queste dunque le parole di Marco Martani, il procuratore di Treviso. Intanto vi faccio rivedere le immagini dei carabinieri con l'intervento a Paderno del Grappa. Ecco qui, siamo in una zona boschiva di Paderno del Grappa. È stato rinvenuto il cadavere di un uomo con sospette ferite da taglio. Potrebbe essere un omicidio. Zona boschiva di Paderno del Grappa, è stato rinvenuto questa mattina e ci sono i carabinieri del comando provinciale
sul posto. Vi daremo ulteriori dettagli nel corso del nostro telegiornale, era una notizia davvero di poco fa. Parlavamo di controlli sulle strade, i controlli sulle strade li fanno i vigili, soprattutto la polizia locale, e nell'occasione del patrono della polizia locale a San Sebastiano si è parlato non solo dei dati e dei numeri, ma anche della necessità di avere più uomini sul territorio. Si guarda al bando che consentirà nuove assunzioni a Conegliano. Ci sono appena infatti 40 agenti per un territorio di 72.000 abitanti. L'appello del comandante della polizia locale di Conegliano è quello di farsi avanti. Il comando soffre un po' l'organico, perché abbiamo una pianta organica di 40 operatori, quindi non è tanto per un territorio con 72.000 abitanti. Il rapporto dovrebbe essere di un agente di polizia locale ogni 1.000 abitanti, ma sono pochi ormai i comuni che se lo possono permettere. A Conegliano, come altrove, il comando di Via Maggiore Piovesana, oltre alla città del Cima, segue Mareno, Santa Lucia di Piave, Susegana e San Pietro di Feletto, un territorio variegato e complesso. Scattata la fotografia è lo stesso Mallamace, da pochi mesi anche Cavaliere della Repubblica, a dare però una prospettiva. Adesso è in atto un bando di concorso per l'assunzione sia di agenti che di ufficiali. Scade il 26 di gennaio e speriamo che ci siano tanti partecipanti per poter fare un'ampia graduatoria. Una data da segnare quindi, che arriva nelle ore in cui la polizia locale, i cari vecchi vigili urbani, festeggiano il loro santo patrono San Sebastiano. Alle nuove generazioni l'appello a farsi avanti. A chi piace fare questo lavoro, ma anche a chi è incuriosito e magari nel tempo, svolgendolo, si può anche appassionare. Adesso apriamo la pagina torniamo a parlare di cronaca per tornare a parlare dell'omicidio di Anica Panfile. Ieri la conferenza stampa che abbiamo seguito in diretta del procuratore Martani e delle forze dell'ordine con tutti i nuovi dettagli sulla inchiesta che ha portato in carcere Franco Battaglia. Allora rivediamo quanto detto e rivediamo anche quel video che, secondo gli inquirenti, incastrerebbe l'ex Primula Rossa della Mala del Brenta. Sono le 22.08 del 18 maggio 2023 in via Barcador a Spresiano, poco distante dal luogo del ritrovamento del cadavere di Anica Panfile sul Greto del Piave, avvenuto qualche giorno dopo. Il pick-up bianco nel frame, secondo gli inquirenti, è quello di Franco Battaglia, l'ex Primula Rossa in carcere a Santabona con l'accusa di aver ucciso la giovane mamma. Sono tre i passaggi immortalati dalla telecamera privata di via Barcador, cui si sommano quelli catturati dal sistema di videosorveglianza pubblica, alcuni provvisti di lettore targa. Un lavoro meticoloso quello dei carabinieri, che hanno tracciato la traiettoria del furgoncino, usato questa l'ipotesi per trasportare il corpo esanime della trentenne dall'abitazione di Battaglia d'Arcade, dove si sarebbe consumato il delitto, fino al canale della Vittoria. Fondamentale un ritrovamento del RIS di Parma. Viene trovato in un rustico, in un garage di Battaglia, viene trovato un tappeto rotolato. Dentro questo tappeto c'è una traccia biologica di Anica. La nostra ipotesi è che il tappeto sia servito per il trasporto del cadavere e poi attraverso il tappeto rotolato farlo scivolare in acqua. Una traccia di Anica viene trovata anche su un materasso, sempre nella villetta di Battaglia, teatro di quello che per la procura resta un delitto d'impeto, con la donna che sarebbe stata colpita alla testa a mani nude e infine soffocata, e questo dopo aver assunto della cocaina, sostanza che lo stesso Battaglia era solito far consumare alle sue partner sessuali, come confermato anche da una prostituta. Un massacro, sottolinea Martani, senza spargimento di sangue, seguito dall'occultamento del cadavere, per cui non si escludono complici. Manca però il movente. Di certo l'uso di cocaina potrebbe aver esacerbato una situazione già tesissima. È frutto di una situazione di una lite occasionale degenerata, probabilmente anche favorita dall'utilizzo di sostanze stupefacenti. Altro capitolo, il pericolo di fuga che ha portato all'arresto. Martani riporta alcune telefonate intercorse nell'autunno tra Battaglia e un amico. E a un certo punto nella telefonata dice all'amico: vedi, sto passando di quei momenti, puntini da sballo. E poi dice ancora:
Dopo te lo spiego, poi fai, in mezz'ora avevo già organizzato la fuga, hai capito? Ecco, io se trovassi una casetta per nascondermi. Telecamere, tracce biologiche, autopsia, intercettazioni, tutto a corroborare un quadro indiziario che per la procura è grave, mentre a Santabona Battaglia resta in silenzio davanti al GIP che poi ha convalidato l'arresto, si è avvalso della facoltà di non rispondere, silenzio anche da parte delle sue legali. Altre parole del procuratore Martani, altri dettagli, anche la spiegazione del perché secondo gli inquirenti non è un omicidio premeditato, le sentiamo ancora raccolte ieri da Christian Arboit dopo la conferenza. Ha chiesto di essere messo a confronto con chi lo accusa, ma non c'è una persona precisa che lo accusi. In realtà gli elementi a suo carico sono un compendio di indizi, di circostanze oggettive che sono state accertate dai carabinieri del RIS con analisi biologiche, dalle telecamere, dalle risultanze dei telefoni, eccetera. Quindi non c'è spazio per confronti con accusatori. Ecco. Noi non abbiamo motivo di chiedere altri interrogatori perché questa è una scelta perfettamente legittima di strategia difensiva. Battaglia si è avvalso della facoltà di non rispondere quando è stato convocato dalla PM titolare del caso nei mesi scorsi. Si è avvalso oggi davanti al GIP chiamato a convalidare il provvedimento di fermo e a pronunciarsi sulla richiesta di misura cautelare. Non abbiamo motivo di convocarlo ulteriormente, ma in ogni momento in cui dovesse decidere di cambiare linea difensiva e di rendere le sue dichiarazioni, noi siamo disponibili ad ascoltarlo. Noi pensiamo che non ci fosse un movente preesistente e per questo non abbiamo contestato l'omicidio premeditato. Pensiamo che si tratti di una lite occasionale che è degenerata in un'aggressione fisica che ha portato alla morte di Anica. Tutti parlano di Battaglia come di una primula rossa, è stata una primula rossa tra gli anni 80 e 90 vicino alla Mala del Brenta, insomma non uno sprovveduto. Ha commesso diversi passi falsi in questa vicenda, lei come se lo spiega? Ma se passi falsi sono stati commessi più che altro perché proprio come dicevo prima non si tratta di un omicidio premeditato e preordinato, ma è frutto di una situazione di una lite occasionale degenerata, probabilmente anche favorita dall'utilizzo di sostanze stupefacenti, perché la cocaina altera i comportamenti e tende a rendere gli individui più reattivi ed eventualmente violenti, e quindi non c'è stata la possibilità di programmare tutti i dettagli. Ecco. Ci sono dei complici, ci potrebbero essere, o è chiusa qui? Allora, complici per l'omicidio lo escluderei perché proprio la nostra ipotesi del movente assolutamente occasionale scaturito da una lite imprevista fa pensare che non ci fossero né complici né nemmeno testimoni al momento dell'omicidio. Per la fase successiva dell'occultamento del cadavere al momento non abbiamo elementi concreti per dire che sia stato aiutato da qualcuno, ecco, anche perché come dicevo prima l'occultamento del cadavere può essere opera di una persona sola, non c'è bisogno. Battaglia è anziano ma è ancora abbastanza in gamba e fisicamente ancora prestante. Vi faccio rivedere ancora la notizia di queste ore. C'è un sospetto, probabile omicidio scoperto dai carabinieri a Paderno del Grappa, il cadavere di un uomo con ferite da taglio trovato in un bosco, in una zona boschiva di Paderno del Grappa questa mattina. Ferite a taglio che potrebbero far propendere appunto per una morte violenta con causa di terzi. Insomma, si sta indagando, è un giallo, non è ancora nessuna delle ipotesi è esclusa, ma potrebbe trattarsi di un omicidio, quindi inquirenti a lavoro in queste ore nella zona di Paderno del Grappa. A proposito di omicidi, il delitto del 14enne a Roma, uno dei principali sospettati, come sappiamo, si trova in carcere a Treviso. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma il suo legale dice che si è rifugiato a Treviso, dove è stato catturato 3 giorni fa dai carabinieri per paura di ritorsioni.
No, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Eventualmente rilasceremo delle dichiarazioni al pubblico ministero. Considerate che lui ha problemi di natura psichiatrica, per cui lui continua ad affermare che non c'entra assolutamente nulla, che era andato lì solo e esclusivamente a prendere un cappuccino e un cornetto al bar. Formalmente davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma Dino Petrov con il suo avvocato qualche parola l'ha fatta, negando ogni coinvolgimento diretto nell'uccisione shock di Alexandru Ivan, 14 anni appena, avvenuta una settimana fa a Roma Est, in quello che ha tutta l'aria di essere stato un regolamento di conti tra bande rivali. Da un lato il patrigno del ragazzo, dall'altro la famiglia Petrov, in mezzo questa l'ipotesi degli inquirenti, il mercato della droga sulla Casilina. Dino Petrov, 33 anni, è stato intercettato nella notte tra martedì e mercoledì a casa di una zia a Borgomestre, quartiere di Treviso, dove i carabinieri lo hanno tirato giù dal letto portandolo a Santabona. Sul perché il romeno si trovasse nel capoluogo della Marca il difensore non ha dubbi. Una paura infinita per quanto riguarda anche eventuali. Paura di ritorsione. Ha paura. Ha avuto tanta paura e comunque lui stava rientrando per andare a chiarire la posizione, perché io gli avevo spiegato che se non aveva nulla per cui temere doveva necessariamente recarsi dall'autorità giudiziaria per chiarire la posizione. Da inizio settimana in carcere a Roma si trova il cugino di Dino, Corum Petrov, che avrebbe concordato l'incontro chiarificatore con il patrigno del 14enne, al quale hanno partecipato più persone e trasformatosi ben presto in rissa. Per la difesa Dino Petrov era pronto a costituirsi prima di essere catturato a Treviso. Io ho detto ai suoi familiari che se lui avesse voluto chiarire la posizione l'avrebbe dovuto fare andando a parlare con l'autorità giudiziaria e costituendosi. Stava rientrando per andare proprio da loro. Quindi non c'era nessuna volontà da parte sua di andare all'estero, lei dice? Assolutamente. Vuole chiarirla. Io mi auguro che sarà chiarita al più presto la sua posizione. Ancora la cronaca, 2 bancomat che sono stati fatti saltare in aria con la tecnica cosiddetta della marmotta, uno verso le 2 di stanotte presso il credito cooperativo di via Castelletto di Col San Martino e dopo un'ora circa lo sportello bancario in viale Tognana a Santa Cristina di Quinto di Treviso. Le immagini si riferiscono proprio a questo ultimo episodio. Sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Treviso, potrebbe essere la stessa banda dell'acetilene, dell'esplosione, insomma della deflagrazione, la responsabile dei 2 assalti. Fortunatamente non ci sono stati danni ingenti agli edifici, ma svariate migliaia di euro in contanti sono state asportate dagli sportelli bancomat, che sono stati fatti appunto deflagrare non con l'acetilene ma con la tecnica della marmotta, che è una sorta di ordigno artigianale. E a proposito di ladri e malviventi in azione, l'ennesima truffa telefonica ai danni di 2 anziani di 88 e 86 anni. A Conegliano il figlio ha salvato i 2 genitori cogliendo in flagrante il truffatore e ha cercato di bloccarlo aggrappandosi alla sua macchina nell'attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. 30 secondi dopo sono entrato io e me lo trovo davanti e mia mamma mi dice: per fortuna sei arrivato. E là ho capito subito, questo mi ha dato uno spintone, è sceso giù per le scale di corsa, io l'ho seguito, mi sono aggrappato alla sua macchina. Arrivato giusto in tempo per sventare la truffa. Il malvivente è già dentro l'appartamento di via Antognazzi a Conegliano. La corsa giù dalle scale fino alla macchina, una Ford Puma grigia, parcheggiata poco distante per cercare di bloccare il malintenzionato che per un'ora ha tenuto i 2 anziani di 88 e 86 anni, genitori di Emanuele, con il fiato sospeso. E questa è stata la truffa del falso incidente del figlio. Il figlio sarei io, hanno chiamato il numero fisso dicendo a mia madre del falso incidente. Suo figlio ha fatto un incidente, ha investito una persona, adesso questa persona è in ospedale, però guardi, fortunatamente è andata tutto bene, l'operazione è andata bene, però l'assicurazione adesso non risponde, passerà il mio collega a recuperare almeno 2.000 euro. Dall'altra parte della cornetta un truffatore che si spacciava per maresciallo dei carabinieri. Un'ora interminabile per i 2 anziani, quella passata al telefono cercando di capire le condizioni del figlio uscito per lavoro con la sua macchina quella stessa mattina e che, allarmati dalla notizia, hanno raccolto l'oro e tutto il denaro che possedevano in casa nell'attesa che qualcuno arrivasse a prenderli. Ho cercato di tirarlo fuori dalla macchina
per chiamare i carabinieri. Gli ho detto adesso vieni qua, adesso ne parliamo, adesso chiamiamo i carabinieri, e si è rotto lo zaino, lui è riuscito a fare una retromarcia, ma dicono incredibili, cose veramente pericolose. Se passava un bambino in bicicletta o qualcun altro, tirava giù sotto tutti. Prontamente intervenuta, la polizia è riuscita a rintracciare la targa del malvivente e ha provveduto a prendersi cura di 2 anziani ancora fortemente turbati, mentre resta la rabbia. Queste truffe comunque da un po' che vanno avanti. Qui in zona, sì. Io che sono grande e grosso, che non ho paura di queste cose qua, ma c'è una cosa vergognosa. Questa è una cosa vergognosa che tutti quanti devono sapere. Fatto che ha allarmato anche i residenti della zona. E non è che sia proprio sicura al 100%. Per fortuna c'ho il cane che bene o male se ne accorge subito al minimo rumore. Però veramente si vive in un modo allucinante. Non ci sentiamo sicuri in nessun luogo in quanto ci succedono eventi e fatti poco piacevoli in vari punti della città, della zona e della via anche. Torniamo alla notizia che abbiamo visto in apertura, il rinvenimento di un cadavere di un uomo di 40 anni di nazionalità straniera. Questa è l'unica informazione che si sa in più. Molto probabilmente è un omicidio, profonde ferite da taglio riscontrate nel corpo di questo quarantenne che era stato visto ieri sera in alcuni locali della zona di Paderno. Queste sono le ultime indicazioni che arrivano dagli inquirenti. Allora fra poco ci torneremo. Nel frattempo rivediamo le immagini degli scontri avvenuti ieri a Vicenza. Lo sapete, la manifestazione dei centri sociali contrari al padiglione israeliano a Vicenza Oro, lo scontro tra forze dell'ordine e centri sociali. Ci sono, sappiamo, 9 agenti feriti e 5 denunciati tra gli esponenti dei centri sociali per gli scontri. 2 di questi 5 sono veneti, un vicentino e un trevigiano. Ad esprimersi in queste ore anche il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, che ha detto sdegno, paura e timore per quanto accaduto ieri a Vicenza, dove un gruppo di facinorosi ha cercato di assaltare il padiglione israeliano di Vicenza Oro, e mentre Salvini, come sapete, è andato giù pesante parlando di nazisti rossi. Queste dunque le immagini, ma rivediamo nel racconto di Luisa Bertini cosa è accaduto ieri mattina. L'abbiamo visto anche in diretta nel corso della nostra prima edizione. In nome della legge, scioglietevi! Chiediamo di spostarvi e farci contestare. In nome della legge! Scontri e disordini durante il corteo organizzato dai centri sociali del nord-est per protestare contro la presenza di operatori di Israele alla fiera Vicenza Oro. Obiettivo dichiarato nei giorni scorsi sui social quello di arrivare alla fiera per bloccare il padiglione israeliano. E così il corteo blindato, che sarebbe dovuto arrivare all'anfiteatro di via Baracca, ha deviato dal percorso che era stato stabilito all'altezza di via Arsenale, entrando in contatto con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Di qui è scoppiato il caos. I manifestanti, circa 700 con bastoni a viso coperto, hanno iniziato a lanciare fumogeni e petardi. Sono entrati in contatto con gli agenti schierati in assetto antisommossa dopo aver tranciato la catena di un cancello. Sono partite le cariche della polizia, che ha usato anche gli idranti per arginare i violenti. Scontri iniziati intorno a mezzogiorno, in cui sono rimasti feriti 9 agenti della Polizia di Stato, uno dei quali ustionato. 5 gli attivisti fermati, identificati dalle forze dell'ordine. Sul fatto, in una nota, interviene la Federazione Sindacale di Polizia, che la definisce un'aggressione preordinata con artifici modificati. Artifici sulla cui natura saranno svolti approfondimenti di polizia giudiziaria, e rilancia il sindacato chiedendo si prendano adeguate contromisure a tutela della salute dei poliziotti. Queste dunque le immagini, il racconto di Luisa Bertini di ieri. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi apriremo anche la pagina politica, vi terremo informati
sul il fatto di Paderno del Grappa. Lo ricordo, il cadavere di un 40enne di nazionalità straniera trovato con profonde ferite di arma da taglio in una zona boschiva di Paderno del Grappa. Però apriremo la pagina politica, avremo con noi i due big della Marca per quanto riguarda Lega e Fratelli d'Italia. Cercheremo di fare tra gli altri anche un focus sulle amministrative per la provincia di Treviso. A fra poco. Fleximan, non dico nulla, dico se mi fosse concessa una battuta, se si candida alle europee questo si fa un partito per conto suo e va in Europa di sicuro. Resta un reato comunque. Resta un reato e ribadisco, non bisogna tollerarlo, non bisogna neanche banalizzare, non sono cose che sanno da fare. Probabilmente verrà assicurato alla giustizia, lui o tutti coloro che lo emulano in questo momento, però ribadisco anche che serve, è necessario ed è quanto mai urgente che si torni a far prevalere quel principio che lo strumento dell'autovelox serve per far sicurezza e non cassa, perché oggi non è così. Da sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon sa benissimo quanto il tema autovelox sia caldissimo e divisivo. Da un lato c'è il tema della sicurezza stradale, dall'altro le tasche dei cittadini, in mezzo le casse spesso esangui dei municipi. La condanna del gesto in sé è solo la premessa, per il resto serve una forte autocritica. Marcon gioca a carte scoperte. Diventa intollerabile ormai ai più questo che si intravede come strumento esclusivamente per fare cassa. Abbiamo visto cosa è successo a Cadoneghe, vediamo cosa succede sulla strada del Santo, la 308, con sindaci che chiedono l'abbassamento del limite. Non è giusto, secondo me. Oggi bisognerebbe in qualche modo intervenire sulle sanzioni accessorie, e quindi se qualcuno viene pizzicato che sappia che la patente magari gli viene portata via per un tempo prolungato. Insomma, per il presidente della provincia ci sono altri mezzi per fare prevenzione e repressione forse più efficaci. Agire con sanzioni pesanti e con strumenti che la legge dice non essere legittimi. Ripeto, un ricorso è stato vinto di recente, un ricorso è stato vinto a Fontaniva, mi sembra, e quindi io credo che in virtù di queste sentenze, di queste, chiamiamole come si vuole, bisognerebbe intervenire e non autorizzarli, toglierli laddove serva toglierli senza aspettare che arrivi Fleximan. Allora così Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso, sindaco di Castelfranco ai microfoni di Cristian Arboiti. Insomma, il tema da cui ripartiamo è questo. Vi ricordo che vi aggiorneremo anche sul rinvenimento del cadavere nei boschi di Paderno del Grappa. Molto probabilmente è un omicidio, stiamo cercando di avere anche qualche conferma dai carabinieri. Si tratterebbe di un 40enne straniero con profonde ferite di arma da taglio, è stato visto ieri sera nel pubblico esercizio dove lavorava e poi non è rientrato a casa stamattina all'allerta dei familiari e poi il rinvenimento del cadavere. Allora, dicevamo, ripartiamo da Fleximan, ma ci sono tanti altri temi da mettere sul piatto per la parte politica della nostra prima edizione. Grazie per essere con noi e buona domenica a Dimitri Coin. Buona domenica a voi e buona domenica a tutte le persone che da casa ci stanno seguendo. E fra poco dovremo avere in collegamento, si sta collegando anche il suo omologo nella Marca, il coordinatore provinciale dei Fratelli d'Italia, Claudio Borgia. Quando c'è, mi chiedo alla regia Italo Morao e al nostro Marco Gagliazzo di farmi un cenno. Allora, è proprio un amministratore, peraltro, della Lega che dice anche cose per molti dure, cioè condannare il gesto di questo personaggio o di questi personaggi, perché probabilmente sono più di uno, però bisogna ripensare il sistema degli autovelox. Beh, io penso che è comunque un reato quello che viene commesso, perché questo è assolutamente indiscutibile, però vengono usati troppo spesso per fare cassa. In maniera lapidaria, in maniera diretta, bisogna fare anche questa considerazione. Potrei fare nomi e cognomi di persone che in un tratto di strada hanno preso 5 multe nel giro di meno di 10 minuti tra i 77, 78 e gli 81 all'ora, di notte, su strade che il limite dei 70 forse non è proprio il limite più adeguato per quelle strade, e quindi una riflessione su tutto il sistema degli autovelox commisurato a quella che è la sicurezza che questi devono garantire.
va fatto e va rapportato anche al gettito che questi generano, perché alla fine che abbiano uno scopo comunque di controllare la velocità è assolutamente doveroso, che abbiano uno scopo di migliorare la viabilità e mettere in sicurezza quelle che sono le strade, ma che lo scopo principale sia quello di far cassa abbassando magari i limiti di velocità su strade che hanno caratteristiche per avere un limite più alto e poi mettere più autovelox anche a distanze ravvicinate, insomma si capisce che si va oltre a quello che è il mero scopo della sicurezza. È come sui semafori, i fotored, quando hanno, se è da 3 a 7 secondi il limite del giallo, non potendo avere comunque i meccanismi di contasecondi sui semafori, ma tararli più vicino ai 7 possibili è una collaborazione rispetto a chi viaggia per la strada e altrimenti quando si portano a 3 secondi è evidente che lo scopo è quello soprattutto di fare multe. Peraltro sul tema, e non solo su questo, anche sul cosiddetto famigerato limite dei 30 all'ora in città, nel caso specifico Bologna, è intervenuto il ministro Salvini anche sugli autovelox. Cosa pensa di quello che ha detto? Guarda, io penso che comunque, e allargo anche il ragionamento, mi sposto sui 30 km orari, ogni sindaco conosce la propria città e sa quali sono i tratti di strada dove effettivamente c'è da andare a 30 o si può andare a 50. Sono sicuro che l'intervento del ministro Salvini sia un intervento comunque orientato in questa direzione e che miri magari ad andare a regolare quelle che possono essere situazioni un po' estreme e comunque integraliste da questo punto di vista. Fatemi sapere se Borgia si è riuscito a collegare, che volevo sentire anche lui su Fleximan, casomai lo sento più tardi, non ancora. Allora, ecco, l'ultima cosa su questa vicenda, c'è il rischio che però davvero diventi un eroe, lo sta già diventando sui social, o secondo lei tra i social e la realtà c'è differenza, perché molto spesso si tende a dare enfasi a quello che scorre e si trova in rete, magari non corrisponde alla realtà. Noi abbiamo sentito anche molta gente dire no, questi sono atti che non si devono fare. C'è il rischio però di emulazione in questo caso? Beh, c'è il rischio di emulazione e il dato oggettivo reale è quello che questi pali vengono abbattuti. Dopodiché risolve la situazione? No, certo che non risolve la situazione, perché di fatto queste persone quasi sicuramente verranno prima o poi assicurate alla giustizia e il palo con l'autovelox verrà riposizionato, per cui se vogliamo in questa fase sta dando una lettura di quella che è la percezione degli umori della società e delle persone, degli automobilisti rispetto magari a un utilizzo a volte improprio degli autovelox. Magari vengono abbattuti anche autovelox che hanno effettivamente messo in sicurezza determinate strade, perché adesso mi sembra si stia andando abbastanza a mani basse e faccia notizia il fatto che è stato battuto un autovelox. Gli emulatori, grazie ai social, ci sono un po' dappertutto, perché qualsiasi cosa venga fatta e abbia un seguito nei social c'è sempre qualcuno che poi la va ad emulare, ma va evidenziato che si tratta di un reato e che queste persone verranno quasi sicuramente individuate e dovranno rispondere. Oltre al fatto che poi il danno, diciamo, va a pesare sulle casse dei comuni e quindi poi a scavalco anche, assolutamente. anche sui cittadini. Però una riflessione sull'utilizzo dell'autovelox va fatta. Ripeto, potrei fare nomi e cognomi, 5 multe nel giro di meno di 10 minuti tra i 76, 77 e gli 81 di notte su una strada. Ma è successo a Treviso? No, su una strada, quella che va verso Padova, da Castelfranco verso certo. Cittadella, giù di là. La conosciamo tutti? Certo, assolutamente. L'ultima cosa, che strumenti alternativi ci sono rispetto all'autovelox? I tutor, i dossi? Io credo sia una questione soprattutto di educazione. Scusi, sperare soltanto nell'educazione stradale, anche se quello è importante. Ma devono essere, secondo me, proprio posizionati e gestiti nel sensibilizzare e andare in questa direzione. Parlavo proprio stamattina
con una persona dove ci siamo trovati a prendere un caffè e parlando del tema lui diceva sarebbe interessante vedere se dopo aver messo 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi un photored su quella strada, improvvisamente lo tolgo, vediamo come, e dico anche che lo tolgo, vediamo come si comportano poi i cittadini, cioè se hanno percepito che bisogna comportarsi in un certo modo per strada perché purtroppo vediamo quanti sono gli incidenti e spesso anche mortali, o se è semplicemente il controllo e la multa e la sanzione che ti fa rispettare la regola. Oppure tararli in modo diverso, perché poi il problema ma vanno tarati secondo me sempre con buon senso. Io ricordo in passato un sindaco che mi ha fatto vedere, mi ha raccontato, ovviamente senza particolari dettagli, messo un photored su un comune, una macchina che di notte è passata con il rosso a 146 km/h. Allora, l'attraversamento di un semaforo con il rosso può anche capitare, perché il semaforo oscurato da un camion, in quel momento scatta il rosso, vieni pizzicato col photored che sei passato col rosso che è appena scattato, eccetera, o l'attimo di distrazione che è alla base di moltissimi incidenti può capitare. Ma nel momento in cui tu passi con il rosso di notte in un semaforo nel centro di un paese a 146 km/h la patente non te la devono più dare, perché questo è un atto criminale. Quindi ci deve essere discrezionalità Ci sono degli equilibri che sono difficili comunque da trovare, ma delle riflessioni vanno fatte. Non possono essere classificate in un certo modo le strade, abbassate i limiti di velocità per poi fare cassa, perché questa oramai è la percezione che si ha in molte zone. Così è davvero, vediamo di capire anche se poi questa cosa o questi fatti, queste azioni porteranno, quantomeno si sta già portando a un dibattito. Allora, lasciamo Fleximen, però poi voglio sentire anche Claudio Borgia su questo, appena riuscirà a collegarsi. Allora, ieri un appuntamento importante a Padova con la Lega del Veneto, c'era il segretario regionale Alberto Stefani. Allora direi alla regia, vediamo il servizio della nostra redazione di Padova proprio sulla Lega e su Stefani, in cui si parla di autonomia. C'è un appuntamento importante martedì proprio in Senato. Vediamo. Scuola di politica e uno sguardo al futuro. La Lega chiama a raccolta i suoi militanti con Veneto Domani, come si chiama la scuola di formazione politica, e spiega quali saranno i vantaggi e quale la strada verso l'autonomia, che martedì prossimo avrà un'accelerazione con la discussione in Parlamento del disegno di legge, il voto finale al Senato, poi il passaggio alla Camera dove concluderà il suo percorso. Il PD darà battaglia, ma siamo abituati a questo, siamo consapevoli che l'autonomia sarà una grande rivoluzione per il Veneto, ma anche per tutte le regioni che l'hanno chiesta. Quindi partirà un tour in 200 comuni veneti per spiegare le ripercussioni sul territorio dell'autonomia, dall'istruzione alla sanità, dal turismo all'imprenditoria. Intanto Stefani ribadisce che non corrisponde ai numeri la presunta fuga di leghisti verso Forza Italia. Dalla Lega c'è stato un solo militante che dalla Lega è andato in Forza Italia e non ha tra l'altro ruoli istituzionali. Quindi personalmente credo che su questo tema sia stata fatta molta speculazione, ma che i fatti e i numeri dimostrino ben altro. La Lega oggi tra l'altro presenterà un nuovo sindaco, siamo già a 5 nuovi sindaci dall'inizio del 2004, 49 amministratori. Infine, detto che la Lega insisterà per ottenere il terzo mandato per i presidenti di regione, difende la scelta di far votare in Consiglio regionale il fine vita. Abbiamo scelto la strada della libertà di coscienza, soprattutto su un tema etico. Se avessimo voluto farne una questione politica avremmo dato una chiara indicazione politica, così come abbiamo sempre fatto, e il risultato sarebbe stato completamente diverso. Anzi, io ringrazio il Presidente Zaia perché ha permesso una discussione libera e democratica su un tema fondamentale. Siamo stati la prima regione a farlo e quindi credo che questo sia un risultato importante. Allora, così Stefani, nel frattempo saluto e ringrazio che si è collegato il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Treviso, Claudio Borgia. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno, grazie dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Scusate, ma come sapete ce l'abbiamo fatta. Allora, qualche problema. Mi ricordi che devo chiederle di Fleximen, però aspetti un secondo, approfitto un attimo di Coin perché parlavamo di questo. In questo momento abbiamo appena cambiato argomento, ma torno subito da lei. Allora, Stefano, in questo servizio si parlano di tante cose. Vorrei intanto capire, al di là dell'autonomia, e ci arriviamo subito, la
l'OPA di Forza Italia sulla Lega. Stefani insomma ha detto, non è proprio così come la si racconta. Volevo chiederle, Bottacin, pare rientrata la situazione, è rientrato all'ovile, diciamo, l'incontro proprio con Stefani, eccetera. Di Roberto Marcato nulla si sa, ma è sempre stata un po' molto lontana l'ipotesi Forza Italia. C'è una terza persona su cui si appuntano adesso le attenzioni, e cioè Federico Caner. Da questo punto di vista che cosa ci può dire? Si può dire tranquillamente tutto, che Caner è della Lega, ha fatto un'esperienza politica grazie alla Lega come tutti noi che abbiamo ruoli istituzionali, e che come me anche lui non se ne andrà mai dalla Lega, perché se dovessimo non avere più i ruoli, io ci ho parlato molte volte, non avessimo più avere ruoli, andremo ad attaccare manifesti come si faceva una volta, perché questa è la nostra casa, è quella che ci ha permesso di fare il percorso che abbiamo fatto. È un'azione ideologica intanto, prima di tutto, perché anche se un percorso come quello dell'autonomia viene portato avanti, lo si fa perché la Lega ha sempre creduto in questo percorso. La Lega è una squadra di grandissimi amministratori, dai sindaci agli amministratori di partecipate fino ad arrivare al presidente della regione, di grandissimi amministratori locali. Allora non vedo la necessità di andarsi ad esprimere o di mettere a disposizione le proprie esperienze in altri partiti, anche se nella stessa comunque area di centrodestra. L'ho visto anche stamattina, ecco, Caner ci sta dando una mano in alcuni comuni che vanno al voto, è coinvolto nell'attività della segreteria provinciale come responsabile elettorale su alcuni comuni, quindi mi sento proprio di escludere con assoluta tranquillità questa ipotesi. Quindi lo dice con quasi certezza? Assolutamente sì, assolutamente sì. Però Tosi, vabbè, poi lei dirà, Tosi può dire quello che vuole. Detta in Veneto, Tosi fa il suo mestiere. Certo, assolutamente. Insomma, si diceva sicuro che nel 2024, nei primi mesi del 2024, ci sarebbe stato un assessore in giunta regionale di Forza Italia, e quindi questo magari può essere una valutazione che magari ha tratto in inganno quelli che sono i giornalisti, e la stampa e la comunicazione, perché questo magari può voler dire che magari avendo qualche consigliere regionale, magari può chiedere al presidente di regione di avere uno spazio in giunta. Io la interpreto più così che non il fatto che un assessore della Lega passi in Forza Italia, perché non è detto che resti assessore. Anche questo è vero. Anche questo è vero. Allora, autonomia, martedì in Senato è davvero il voto della svolta oppure no? Allora, diciamo che l'autonomia fino ad ora ha fatto sempre percorsi dal referendum in poi extraparlamentari. È la prima volta che arriva in Parlamento, è arrivata in Parlamento la settimana scorsa, in particolare al Senato, sono stati votati gli emendamenti, ci sono state le discussioni, e la prossima settimana ci sarà il primo voto in Senato. Poi passerà alla Camera, ed è l'inizio davvero del percorso parlamentare di questa norma. E quindi ci siamo, è un percorso comunque, lo scrive anche Sabino Cassese oggi sulla stampa locale, e dice quello che noi abbiamo sempre sostenuto, cioè l'autonomia non è un evento, l'autonomia è un percorso, è stato iniziato, si sta portando avanti, la Lega è il partito che più di ogni altro insomma l'ha voluto, percorso referendario che parte addirittura con l'allora indipendenza veneta, che vuole fargli il referendum sull'indipendenza, poi interviene la regione, affianca il referendum sull'autonomia, viene dichiarata la possibilità di fare il referendum sull'autonomia, la regione mette in atto la legge per poter fare questo referendum, per poter celebrare questo referendum, i veneti vanno a votare in massa, cioè è un percorso, purtroppo i tempi della politica, ma soprattutto dell'amministrazione pubblica sono questi. Però se mai si inizia, mai si arriva. Io ricordo che nel 2006 con la devolution tutti prendevano in giro Calderoli e la Lega perché dicevano che ad esempio determinate posizioni, situazioni, scelte sarebbero avvenute, avrebbero terminato l'iter 16 anni dopo. Il 2006, i 16 anni, se non sbaglio 16 più 6 fa 22, sarebbero stati chiusi nel 2022. Una cosa però le voglio chiedere, perché è passato anche questo emendamento di Fratelli d'Italia, e qui mi aggancio anche con Borgia. Aspetti un secondo che sto anche messaggiandomi con la nostra Lina Paronetto, che è nella zona di Paderno del Grappa, vi ricordo la notizia di cronaca, quindi è tutto in fieri. Allora,
questo emendamento di Fratelli d'Italia che per come dire, salvaguardare il Sud, chiamiamolo così, ma ce lo spiegherà meglio Borgia, garantisce pari risorse, diciamo così, dallo Stato anche a chi, lo dico molto semplicemente ma magari lo spieghiamo meglio, anche a chi decide di rinunciare all'autonomia, quelle regioni che non attueranno l'autonomia. La critica è: non potrebbe questo portare a una voragine sui conti pubblici se le regioni che ottengono l'autonomia meno ridanno indietro, diciamo, allo Stato, lo Stato che si trova costretto poi invece a sborsare di più per altre regioni? Lo chiede a me o lo chiede a Borgia? Lo chiamo prima a lei e poi andiamo direttamente su Borgia. Facciamo un se è passata al Senato vuol dire che al Senato, nelle commissioni, piuttosto che, quindi vuol dire che un emendamento che è passato in commissione, o meno che non sia un emendamento del governo, vuol dire che insomma i conti sicuramente li avranno fatti, un equilibrio l'avranno trovato. Adesso vediamo noi alla Camera, quando arriverà alla Camera, e vedremo effettivamente qual è quello che il provvedimento che sarà approvato. È un emendamento che secondo lei è giusto oppure no? È un emendamento che secondo noi, secondo me personalmente da trevigiano, da leghista veneto, magari potrebbe andare così a infastidire un po' magari il nostro elettore veneto. Però penso che l'equilibrio insomma sia stato trovato e temo che sia più, e penso che sia più un emendamento di forma che di sostanza. Borgia, allora partiamo da qui e dopo le faccio tutte le altre domande che non sono riuscito a farle prima. Questo emendamento, dice Coin, potrebbe dare un po' fastidio insomma qua nel territorio, cioè questo emendamento di Fratelli d'Italia per garantire uguali risorse comunque anche a chi sceglie di non percorrere il percorso dell'autonomia. Guardi, intanto ci tengo insomma a ricordare che l'iter insomma non è terminato. Insomma ci vuole un percorso e soprattutto ci vorrà un pochino di tempo, quindi come sappiamo poi nelle aule parlamentari le questioni cambiano, soprattutto insomma rispetto anche al percorso, quindi è tutto da valutare. È ovvio che è bene ricordare che l'obiettivo dei veneti, ma anche di altre regioni è quello, e di altri popoli ovviamente, è quello di salvaguardare e soprattutto portare l'autonomia. Quindi non credo che questo emendamento nello specifico possa turbare la nostra gente, anche perché l'obiettivo per noi è l'autonomia. Poi immagino che per aver fatto questo emendamento ci sia dietro questo emendamento un lavoro soprattutto di finanza pubblica e di conti pubblici, e credo che questo emendamento sia in linea soprattutto con la tenuta economica dei conti e soprattutto del Paese. Non credo insomma che si presenti un emendamento senza copertura finanziaria e copertura economica. Poi ovviamente è da approfondire, è da valutare, anche perché noi di Fratelli d'Italia, come poi gli alleati, teniamo a che i conti insomma tornino e che la finanza pubblica sia al primo posto, perché insomma sappiamo bene che poi se questo non dovesse accadere ci sono tutta una serie di problematiche, tra cui l'intervento anche purtroppo dell'Europa, e quindi dobbiamo cercare di lavorare e soprattutto blindare i conti. Capiremo questo emendamento che percorso avrà, capiremo anche il contenuto, perché insomma ci sarà una discussione alla Camera, poi tornerà al Senato, per cui insomma questo è l'obiettivo di Fratelli d'Italia, cioè di tenere l'unità nazionale, quindi salda l'unità nazionale, e permettere alle regioni che più ne hanno bisogno e soprattutto che più hanno dimostrato nel tempo di volere l'autonomia e di saper gestire i conti e le risorse meglio anche di altri, perché questo è da dire, insomma il Veneto è un'eccellenza, come un'eccellenza è anche la Lombardia, come l'Emilia Romagna, per cui insomma su questo punto dobbiamo pensare sì all'unità nazionale, ma anche a dare forme di autonomia. In tanti anni, come diceva anche l'amico Dimitri Coin, si è discusso fuori dalle aule parlamentari, con il governo Meloni si discute di autonomia nelle sedi istituzionali e soprattutto nelle due Camere. Insomma, credo che sia un obiettivo
importante, ma soprattutto sia l'ennesima dimostrazione che il governo Meloni passa rispetto ad altri dalle parole ai fatti. Allora, prima di andare in pubblicità, recupero con lei su Fleximan, perché volevo sentire anche lei. Abbiamo iniziato parlando delle polemiche, parlando di queste continue azioni, e anche del fatto che, stante la condanna pressoché unanime a livello di istituzioni del gesto, si debba riflettere sull'utilizzo degli autovelox. Lei cosa dice? Io credo che negli ultimi anni si sia discusso del tema degli autovelox tantissimo. Tra l'altro se ne sono occupate anche le aule giudiziarie, lo sappiamo tutti, ricorsi, controricorsi, insomma è una situazione che ormai da anni non è più gestibile, no? Non è più gestibile sia nelle stesse aule ma anche mediaticamente, perché poi i cittadini, come abbiamo visto, poi sui social si sbizzarriscono anche rispetto a questa vicenda. Secondo me è bene mettere un punto, chiarire la legislazione rispetto a questi autovelox e ovviamente andare oltre e cercare di risolvere quanto prima e soprattutto dare chiarezza agli automobilisti, ai cittadini, a tutti quanti. Dopodiché è ovvio che insomma qui in Italia non siamo in Veneto, non siamo nel Far West, per cui non si possono abbattere gli autovelox, non serve che lo dica io, no? Cioè, siamo uno Stato di diritto, per cui è ovvio che la condanna, anche perché ricordo che gli autovelox non è che sono messi solo ed esclusivamente per fare cassa, sono anche un deterrente per tutti noi automobilisti, tutti i cittadini insomma che hanno un'auto e che percorrono le strade. Tutti sappiamo che se passiamo per una strada e sappiamo che lì c'è un autovelox, insomma dalla seconda volta in poi, quando insomma siamo consci che è presente l'autovelox, andiamo più piano, così da evitare incidenti e quanto ne concerne. Per cui su questo punto speriamo che ci sia finalmente una chiarezza così da evitare situazioni come queste. Ovvio che adesso immagino che le forze dell'ordine siano alla ricerca di questo personaggio, anche perché ricordo, non vorrei mai che mentre insomma compie questi gesti possa succedere qualcosa, perché stiamo parlando di autovelox, tra l'altro anche a volte con dei pali molto grandi e molto pesanti, cioè senza contare poi anche quelli che li hanno fatti saltare in aria, ancora peggio. Ecco, visto che lei è anche vice sindaco, insomma amministratore in questo momento, sfatiamo il mito oppure confermiamo la realtà? Pesano sulle casse comunque le entrate degli autovelox nei comuni? Allora, sicuramente alcune amministrazioni, penso per esempio al Campo San Pierese, che insomma ha un bilancio importante anche dovuto agli autovelox, per cui insomma credo sia il Cittadellese e anche il Campo San Pierese. Il Cittadellese sono sicuro, per cui lì tra l'altro ci sono molti comuni delle zone limitrofe a Cittadella che insomma su questi autovelox hanno un'importante entrata. A Montebelluna non abbiamo autovelox, abbiamo discusso in passato della possibilità, ma abbiamo sempre ritenuto che non fosse necessario, anche perché avevamo un corpo di vigili insomma preparato anche sul tema, e nelle zone più pericolose, perché ricordiamo sempre che gli autovelox non devono essere messi per fare cassa, ma devono essere posizionati come deterrente per migliorare la sicurezza degli automobilisti e dei cittadini tutti. Per cui a Montebelluna, per intenderci, abbiamo posizionato in passato i nostri vigili per ovviamente verificare delle situazioni particolari. Sinceramente non posso parlare per conto e per nome di altri amministratori locali che hanno fatto scelte diverse. Ognuno avrà preso in piena coscienza, da buon padre di famiglia,
la scelta di posizionare o meno un autovelox. Ecco, poi ricordiamoci che ci sono anche strade molto trafficate e dove ci sono stati molti incidenti, e quindi è ovvio che qualche amministrazione ha ritenuto fosse necessario a mettere l'autovelox, anche perché talvolta vediamo anche nei centri cittadini e non solo nelle zone periferiche molti automobilisti sfrecciare per cui è una situazione sicuramente da monitorare, e soprattutto ogni amministrazione è libera di fare le proprie scelte. Ecco. Certamente. Allora adesso pubblicità, poi ripartiamo dalla politica, terzo mandato, fine vita, ma io voglio anche con voi fare, visto che ho i due leader provinciali, volevo cercare per quanto possibile, anche se voi farete schermo ovviamente, capire un attimo se ci sono già un po' di accordi su qualche nome di candidato sindaco tra i 55 al voto nella Marca. Vediamo. Pubblicità. Rieccoci in diretta con i nostri ospiti, Claudio Borgia e l'onorevole Dimitri Coin. E allora, terzo mandato, mettiamo un po' un punto sulla situazione, sia per quanto riguarda le regionali che per quanto riguarda i sindaci, perché sono due partite diverse. Borgia. Guardi, sinceramente adesso siamo in attesa di capire le forze politiche di centrodestra e il governo, su questi temi, come vorrà affrontarli e soprattutto cosa deciderà. Per cui è ovvio che qualsiasi decisione prenda Giorgia Meloni, io sono assolutamente con lei e sono a sostegno delle sue iniziative politiche e ovviamente governative. Detto questo, se mi dovesse domandare come ha fatto la mia idea, personalmente rispetto al terzo mandato dei sindaci non sono favorevole, più che altro perché chi amministra, chi fa il sindaco sa benissimo che 10 anni è un termine giusto e corretto per iniziare e finire un programma elettorale, per dare nuova linfa, perché quando qualcuno entra in un municipio ha tutte le energie e in questi 10 anni talvolta si esauriscono. Pensare a un sindaco che dopo aver fatto 10 anni si ricandida e ne fa altri 5, la vedo veramente difficile, anche perché dobbiamo ricordarci che oltre al sindaco ci sono gli assessori, ci sono i consiglieri che possono avere anche la velleità di voler, dare un cambio generazionale e portare nuovo entusiasmo. Anche perché quella norma, ricordo, è stata quella dei 10 anni, è stata anche messa per non creare dei piccoli sistemi di potere ed è giusto anche che ci sia una sorta di ricambio sia generazionale sia talvolta anche elettorale, per cui ecco, se sul tema del terzo mandato dei sindaci io non sono assolutamente favorevole. Dopodiché, se il mio partito, Giorgia Meloni, dovesse prendere una decisione diversa per via di un'alleanza e per via di una situazione che si viene a creare con gli alleati, io ovviamente sto a quanto deciderà lei. Per quanto riguarda invece il terzo mandato del governatore, anche su questo tema vedi come prima, nel senso che tra l'altro per quanto riguarda il governatore si parlerebbe di un quarto mandato perché ne ha già fatti 3, per cui anche su questo vale la regola di prima, ecco, ci vuole secondo me un ricambio, ci vuole più entusiasmo, bisogna anche perché in questo caso per il governatore del Veneto, anche per gli altri governatori che hanno una visibilità e soprattutto hanno dimostrato una capacità amministrativa fuori dal comune, ci sono altre opportunità, potrebbero fare bene anche in altri ruoli, anche più prestigiosi e soprattutto dei ruoli che possano soddisfare le loro ambizioni e soprattutto si possano mettere come sempre a disposizione
dei cittadini. Per cui, anche perché ricordo che 5 anni fa, se non sbaglio, se non di più, proprio insomma, il nostro governo di centrodestra del Veneto ha deciso di mettere addirittura quindi di restringere e di mettere il limite dei 2 mandati anche per gli assessori. Ecco, cambiare radicalmente, insomma, suonerebbe anche un po' stonata la situazione, ecco, la questione. Per cui su questi due temi io penso che, insomma, non ci debba essere il terzo mandato, sia per i governatori in generale, per il Veneto, ma anche per gli amministratori, per i sindaci. Questo è uno dei punti in cui proprio non vi trovate d'accordo con Fratelli d'Italia, questo almeno apertamente, poi magari dietro, diciamo, ufficiosamente ce ne sono anche molti altri, ma questo apertamente proprio è una cosa che non vi riesce a trovare un accordo, ma poi verrà trovato un accordo a livelli più alti. Coin, invece la posizione della Lega è diametralmente opposta. Ma quello che dice Claudio può essere anche condivisibile sotto un certo punto di vista, parte però tiene nascosto, secondo me, quella che è la reale capacità dell'elettore. L'elettore sa perfettamente, secondo me, distinguere il momento in cui va fermato un amministratore e sostituito con un altro, piuttosto che dargli fiducia e farlo andare avanti. Con una norma di questo tipo gli si impedisce di farsi amministrare o gestire da un sindaco piuttosto che da un presidente di regione, quando magari l'elettore vorrebbe continuare a farlo. Quindi, non essendoci limiti per parlamentari piuttosto che deputati o senatori o europarlamentari, non vedo perché dovrebbero esserci per i sindaci. Io penso che l'elettore abbia la capacità di decidere, di distinguere le cose che vanno bene e quelle che non vanno bene e che sappia perfettamente scegliere. Dobbiamo in fondo portarli anche a votare, bisogna caricarli di responsabilità anche gli elettori. Orgia, cosa dice? Guardi, il suo sorriso dice tutto. No, ne abbiamo discusso anche, insomma, tra di noi e siamo su posizioni differenti, ma è normale che sia così, siamo di 2 partiti differenti e quindi è normale. Senta, ci sono tante questioni. Qualcuno potrebbe anche pensare, entrando proprio nella realpolitik, a proposito dei sindaci, che il terzo mandato ai sindaci vi va di traverso perché blocca magari qualche velleità di candidato sindaco in alcuni dei comuni che sono al voto, per esempio, le prossime amministrative. Guardi, io sono stato ai tempi dell'università, quando ero consigliere nazionale universitario, uno dei fautori del limite dei mandati per i rettori, perché all'epoca, prima della riforma Gelmini, i rettori potevano stare al proprio posto e quindi fare i rettori per un numero infinito di mandati. E nel 2010, se non sbaglio, potrei sbagliare di qualche anno, ci imponemmo come proprio studenti e portammo all'allora ministro il limite dei mandati per i rettori, cosa che è attuale. Mi pare che i rettori non possano candidarsi più di 2 volte da qualche anno a questa parte, ecco, più di 2 mandati, ecco. Per cui non è un calcolo politico, io ho sempre creduto in questo. Poi qualcuno mi dovrebbe anche spiegare per quale motivo se dovessero passare queste norme, allora i sindaci sotto i 5.000 illimitatamente si possono candidare, dai 5.000 ai 15.000 per 3 mandati, i governatori fino a 3 mandati, invece i comuni sopra i 15.000, i comuni capoluogo invece il limite rimane a 2 mandati. Capite che il calcolo politico lo fa qualcun altro, non di certo noi, ma lo hanno fatto in passato, attenzione, non sto accusando oggi nessuno. Secondo me siamo proprio su 2 tesi differenti, però ribadisco, se si troverà la quadra, visto che il centrodestra solitamente trova sempre una quadratura del cerchio, anche in questo caso io mi rimetterò alle disposizioni di Giorgia Meloni. La mia idea oggi
personale è questa, l'ho detta, l'ho ribadita sempre, l'ho anche realizzata quando non avevo ruoli istituzionali. Insomma, lei dice l'ho sempre pensato questo fin da sempre. Assolutamente. Lei non la vedeva, ma Coin stava sorridendo. E voglio sapere perché. No, stavo sorridendo perché... Dimitri è un amico, con lui, no, veramente, in questi primi mesi, insomma, per quanto mi riguarda presidente provinciale, ho avuto modo anche di parlare veramente di temi, di politica. Si possono avere idee diverse. Certo. Ma infatti la mia riflessione, Claudio, la mia riflessione era assolutamente di un altro tenore. Era che interessanti queste discussioni che magari davanti ai cittadini che ci seguono a casa, perché quello che dice Claudio ha comunque un senso, perché lui dice c'è il pericolo che si crei un sistema comunque clientelare e che quindi si vada in quella direzione, però paradossalmente più sei piccolo più è forte questo sistema clientelare. Nel momento in cui aumenta la base elettorale di persone che votano più è difficile andare a condizionare magari o creare centri di interesse. Su una città da 300.000 abitanti è difficile, che bisogna davvero che sia una maglia di interessi tipo i sistemi delle cooperative rosse in Emilia-Romagna. Hai ragione, ma oggi però se passassero queste due, diciamo, emendamenti, norme, perché poi sarebbe proprio il contrario, ed è questo il tema di discussione, perché il limite ce l'avrebbero i comuni grandi e i comuni capoluogo, i comuni sopra i 15.000. Infatti io lo toglierei anche là. Dovrebbero invece essere. Io lo toglierei anche là. Su questo è comunque le idee sono inconciliabili. Da quello che ho capito, quelle che sono le decisioni che verranno prese, noi le eseguiamo. Appunto. E su questo è sempre stato così poi alla fine, alla fine. Allora, entriamo nella partita delle amministrative. Cercherò di farvi dire qualcosa. È vero che manca ancora a giugno, perché dovrebbe essere insomma a giugno insieme con le europee, vedremo, però non posso non credere che non cominciate già a tessere la vostra strategia. Ieri si è chiuso l'ultimo dei congressi provinciali, quello di Forza Italia, con la conferma di Fabio Chiesi. Abbiamo visto insomma tutti e tre insieme. Però ci sono delle partite che secondo me è interessante da vedere. Allora, io vorrei partire da Preganziola, dove c'è un sindaco uscente di centro-sinistra e c'è fermento nel centrodestra per capire, perché sono fatti diversi nomi, per capire chi potrebbe essere il candidato sindaco del centrodestra. Coin. Preganziola, diciamo, è uno dei 4 comuni che vanno al voto sopra i 15.000 abitanti, gli altri sono Paese, Mogliano e Vittorio Veneto. E su Preganziola si sta ragionando assieme appunto al centrodestra, e adesso che sono stati completati i congressi provinciali probabilmente riusciremo a muoverci, a trovare una sintesi anche con chi gestisce poi le nostre reciproche sezioni. Io parlo per la mia, ma insomma tutti siamo mediamente strutturati sul territorio di Preganziola. Qualche nome è uscito, ma insomma penso che abbiamo tutto il tempo sufficiente per trovare una sintesi e vedere di trovare una quadratura come centrodestra, io mi auspico. Borgia potrebbe essere uno di quei comuni nei quali Fratelli d'Italia rivendica un candidato sindaco? Guardi, ho detto sempre, la questione non è rivendicare qualcosa, la questione è avere, e lo faccio, insomma, imposterò la mia azione su questo, è sempre stata la mia idea, quella di avere candidati sindaci che possano vincere, e quindi prima si vede la qualità del candidato sindaco e poi si vede la casacca. E se ci sono 2 di qualità, che facciamo? Se ci sono 2 di qualità bisogna vedere invece la situazione generale, perché è ovvio che dopo bisognerà anche che ci siano dei pesi, dei contrappesi, degli equilibri. È inutile che ci nascondiamo. Devo dire che fino a ieri non abbiamo potuto, come dire, sviscerare tutte le questioni, perché si aspettava che tutti i congressi provinciali, soprattutto quello di Forza Italia, si concludessero. Oggi ci sono 3
presidenti provinciali, segretari, coordinatori, chiamiamoli insomma ognuno con il proprio nome, eletti. Quindi abbiamo la forza popolare degli iscritti e da già ieri, subito dopo l'elezione di Fabio, ci siamo ripromessi di rivederci al più presto per parlare seriamente dei vari candidati. Ognuno ha ovviamente delle persone di qualità, le affronteremo, discuteremo e vedremo cosa si riuscirà a fare, quali saranno i candidati. Dopodiché è ovvio che, come ho detto, ci deve essere, quando ci si siede, ci deve essere rispetto e soprattutto pari dignità per tutti, perché i cittadini solitamente, quando il centrodestra è unito e presentiamo un candidato spendibile di qualità, in Veneto vinciamo. Quindi i cittadini lo scelgono e solitamente vinciamo. Vinciamo perché siamo uniti e soprattutto perché lavoriamo bene e amministriamo bene. Dopodiché, se in alcuni comuni non si riuscirà a trovare una quadra, ognuno farà la propria corsa e dopodiché dal giorno dopo in quel comune si lavorerà e si cercheranno sempre di risolvere i problemi dei cittadini, a Quindi prescindere non è escluso che non si trovi una quadra, questo sta dicendo Borgia, potrebbe non esserci. Lo sa meglio di me che la politica è l'arte dell'impossibile, quindi potrebbe succedere. È ovvio che va salvaguardata l'alleanza di centrodestra dappertutto, questa è la regola generale, però sappiamo tutti che poi ci sono le regole anche particolari. Bisogna capire, come ha detto anche Dimitri in qualche intervista, poi parliamo anche di persone e le persone hanno rapporti umani, quindi bisogna anche capire se in qualche comune, perdonatemi, i nostri candidati, i nostri referenti abbiano rapporti positivi e quindi non ci siano questioni personali con gli altri. Purtroppo la politica e soprattutto le elezioni amministrative sono un puzzle di più situazioni che vanno incastrate. Dobbiamo essere bravi noi segretari a trovare il giusto mix per cercare di tenere unito il centrodestra, cosa che faremo e posso dire nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi io mi auspico in tutti, poi è ovvio che situazioni cambiano. Potrebbe quindi ripresentarsi qualche situazione come quella dell'anno scorso, che hanno visto un po' Fratelli d'Italia avere la meglio? Il principio è il ragionamento che ha appena fatto Claudio, che noi siamo già fatti e che è ampiamente condiviso, dove ci sono situazioni, specie nei piccoli comuni, in particolare su quelli, dove ci sono situazioni magari di relazioni umane che magari non sono le più ottimali per pensare di andare a mettere in piedi una squadra che possa amministrare il comune, il territorio per gli anni a venire. È normale che questo non accada e poi saranno i cittadini a decidere. Però la volontà è quella di cercare di trovare un equilibrio un po' dappertutto, perché come diceva prima Claudio, appunto, dove si va compatti spesso, anzi quasi sempre i cittadini ci danno fiducia. Io lo so che non volete dire nome, ma io devo chiedervi. Allora, Paese, chiaramente Paese voi... Katia Uberti che è uscente, si ricandida e quindi... Ecco, però voglio sentire anche Borgia su questo. Guardi, per quello che può dire. Sì, ma guardi, Uberti potrebbe essere il candidato? Non ho segreti. Noi ad oggi a Paese abbiamo un gruppo consigliare che è all'opposizione. Adesso ho incominciato in questo mese e mezzo, da quando sono presidente provinciale, alle varie interlocuzioni con i miei presidenti di circolo, perché io sono abituato ad ascoltare il territorio. Con Paese e con i consiglieri comunali capitanati da Martino De Marchi, che era il candidato sindaco 5 anni fa, ho incominciato una discussione, devo approfondire e dopodiché faremo delle valutazioni anche con gli alleati, per cui la situazione, la fotografia oggi è questa. Capiamo che condizioni ci sono e cosa si può fare. Io sono molto trasparente, come può vedere, non racconto frottole, la fotografia è questa, per cui stiamo cercando di valutare, dobbiamo è un po' più complicato Paese rispetto a Breganzoni, Guardi, è bene sentire
sempre i territori e capire anche la volontà di chi rappresenta Fratelli d'Italia in quel territorio, perché io non sarò mai, l'ho detto, un uomo solo al comando. Cercherò, insomma, con l'ascolto, il confronto e la partecipazione, di cercare, insomma, di fare le scelte giuste. Talvolta ci riuscirò, talvolta no, però insomma questo è il compito di un presidente provinciale. Abbiate pazienza, ce ne sono ancora due. Riparto da lei. Mogliano, su Mogliano insomma c'è stato tanto di conferenza stampa unitaria, però c'è un nome, quello di Giuliana Tocchet, un po' fuori mano. Cosa dice? Guardi, a novembre mi pare, prima del congresso, sì, ecco, a novembre c'è stata una conferenza stampa dove ha partecipato anche Fratelli d'Italia a sostegno di Bortolato sindaco. So che il circolo di Fratelli d'Italia si sta vedendo con gli altri alleati per sviluppare e portare idee e proposte nel programma di Bortolato, per cui insomma sul tema di Mogliano, sul candidato di Mogliano, anche perché è un candidato uscente, certo. Noi siamo in amministrazione, insomma non credo, la domanda la dovrebbe rivolgere a Forza Italia più che a Fabio Chies, infatti stavo per dire questo, dovremmo forse più da chiedere a Forza Italia queste cose, però sì, potrebbe essere un elemento di disturbo all'interno del centrodestra. Ma io penso che poi anche su Mogliano, anche là si riesca a trovare, hanno fatto ieri appunto il congresso provinciale dove Giuliana appunto era presente, Giuliana Tocchet era anche presente al congresso, che ha visto rieletto Fabio Chies come coordinatore provinciale di Forza Italia. Ma penso che insomma anche qui alla fine si riesca a trovare una soluzione, una quadratura. Giuliana è stata un assessore dell'amministrazione precedente, il suo lavoro lo ha svolto bene, poi determinate dinamiche hanno fatto sì che venissero fatte altre scelte, ma insomma penso che comunque se si riesce a trovare una sintesi sia comunque un valore aggiunto Giuliana. Vittorio Veneto, c'è un candidato in pectore, Posocco, semiatto, a quanto pare non si ricandiderà, chissà, forse c'è un dietrofront, perché lui ha detto io non mi ricandido, però insomma... No, però c'è anche un elemento... Miatto ha detto fin da subito che avrebbe fatto un mandato. Esatto. La soluzione naturale sarebbe quella del vice sindaco. La partita su Vittorio Veneto la sta gestendo direttamente Alberto Stefani, che ha voluto gestirla lui, per cui su Vittorio Veneto io auspico che insomma si trovi velocemente una quadratura su un nome e si possa iniziare a lavorare, perché sono comuni importanti, sono comuni che magari possono avere anche delle sensibilità che vanno oltre a quelle del centrodestra. Abbiamo visto insomma già in passato dove Tonon aveva vinto e aveva amministrato dopo la Lega, e quindi la partita secondo me va chiusa, le scelte vanno fatte velocemente, sul nome che poi verrà deciso tra sezione e il nostro segretario regionale che sta gestendo la partita su Vittorio Veneto. Quindi se io le chiedo, ci potrebbe essere un ritorno clamoroso di Gianantonio Darè, lei mi dice deve chiedere a Stefani? No, io dico che a Vittorio Veneto per fortuna abbiamo la panchina lunga, nel senso che persone che possono fare il sindaco ce ne sono e che hanno capacità amministrativa ce ne sono. È solo una questione di scelte, di equilibri interni alla sezione e soprattutto anche di equilibri, adesso che le segreterie sono completate tutte, anche con gli alleati con i quali dovremo condividere questo percorso, perché sono comunque comuni dove se si va uniti i cittadini ti danno fiducia e ti ridanno il mandato per poterli amministrare, altrimenti possono fare anche scelte di campo diametralmente opposte. L'ultima cosa che le chiedo, non è singolare che il coordinatore regionale si occupi proprio di Vittorio Veneto? Ma è singolare anche che l'ultimo segretario regionale eletto prima di Alberto Stefani fosse Tony Darè, e quindi ragionano magari alla pari, insomma siamo su un livello superiore. Potrebbe essere questo un elemento. Su Vittorio Veneto, Borgia, e poi chiudiamo. Guardi, su Vittorio Veneto noi abbiamo sostenuto Miatto. 5 anni fa non siamo entrati in consiglio comunale per una manciata di voti,
visto che non si ricandida Miatto, insomma, credo che sia una partita da discutere. Ovviamente storicamente la Lega a Vittorio Veneto, insomma, è sempre stata presente. Noi abbiamo delle idee anche di qualità, ci confronteremo, capiremo, insomma è una discussione, anche perché come dicevo Miatto non si ricandida, quindi insomma loro hanno una panchina lunga, noi abbiamo qualche idea, come dicevo, di qualità, capiamo, ci confrontiamo, vediamo. Io non, insomma, anche lì bisogna trovare il candidato insomma, che possa vincere, il miglior candidato, senza, come dire, prese di posizione, o soprattutto, insomma, cercando di dare ai cittadini un candidato che possa, insomma, vincere. Ecco, questo è chiaro. Allora, e sicuramente il centrodestra unito vince, questo è il concetto, no? Certo. Mediamente sì. Si è visto storicamente. Io ringrazio l'onorevole Dimitri Coin e Claudio Borgia per essere stati con noi, ci avete aiutato ad entrarci, insomma, nel ginepraio delle amministrative. Chiudiamo soltanto con queste immagini che ci arrivano da Lina Paronetto, che si trova nella zona di Paderno del Grappa, dove è stato ritrovato il cadavere di un quarantenne. Ci sono, come vedete, i carabinieri. Questa è la zona, un quarantenne con profonde ferite di arma da taglio. Era stato visto l'ultima volta ieri sera in un esercizio pubblico della zona dove lavorava, poi non è più tornato a casa, la famiglia ha lanciato l'allarme e questa mattina il ritrovamento del cadavere. C'è il forte sospetto che si tratti di un omicidio. Questa sera alle 19:30 vi racconteremo tutto e tutti gli ultimi dettagli. Vi lascio al meteo e poi al film. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Bel tempo grazie all'alta pressione, ma la giornata sarà piuttosto fredda. Il dettaglio di domenica 21 gennaio. Sul Veneto sarà una splendida giornata di sole, cielo sereno solo con locali nubi, specie dal pomeriggio, attese gelate notturne sulle zone pianeggianti. Le temperature saranno stazionarie e gelide, minime ampiamente sotto zero, massime comprese tra 5 e 6 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo terso e limpido, dal pomeriggio sarà più velato con qualche nube di passaggio. Temperature minime tra lo 0 e i meno 4 gradi, massime sui 6-8 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove ci aspetta il sole con il passare delle ore, però non sono esclusi locali annuvolamenti. Temperature minime ancora sotto zero, massime sui 6-7 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.